Bortoin, ma come s'è vestito? Ma sa che lei sembra quasi un prete? E ciò mi devo comprare il vestito nero apposta perché voglio diventare un prete. Perché mio cugino sacrestà mi ha detto: se ti sei bravo, su 5 anni te diventi anche vescovo. Ecco, e ora. Ma mi vuole spiegare il motivo? Com'è che è arrivata la chiamata del Signore? E ciò che c'era il campanello rotto da 3 anni e che suonava. E io ho detto: questa non può essere che una chiamata È particolare. sicuro? No, e c'era il postin. Però il mona dell'amministratore non mi aveva avvisato che aveva cambiato il campanello. E questo postino che gli ha portato? E ciò mi ha portato tutto quanto il bando di concorso per diventare prete e il mio firma. E quindi anche in tarda età è arrivata la vocazione. No, tarda età, te lo dici a Tossanto. A me è arrivata l'invocazione. No, guardi, si dice la vocazione, ma ci dica com'è che gli è arrivata? Ciò mi non dormivo più a notte e mi è apparsa la Madonna. Addirittura? Sì, mi ho aperto gli occhi e mi ha detto: Nane, tu diventerai prete. E quindi lei diventerà Don Nane. Mi vorrei chiamarmi Don Lurio perché mi piace baiare. Ricordo di Don Lurio ai tempi anni 60. Lasci perdere questi personaggi del passato, mi dica la verità. Il vero motivo per cui lei ha scelto di diventare prete. Ormai a fare l'agricoltore non ti capi più niente perché i prodotti adesso tutti a norma e dopo noi ti paga. Invece ho sentito che vi cerca preti a tutto spiano e non trovo nessuno che vuole farlo. Allora No, fare Bordoin, mi pare che lei stia uscendo dal seminato. No, mi non faccio più l'agricoltore. Te cosa dito? Se mai esco dal seminario Ecco, allora ci racconti qualcosa del seminario. Ah, sta bene. Pensa che in camerata con altri dormiva il fotografo ufficiale del Papa, il Papa Razzo, e se un razzo a fare fotografie, ecco. Allora dai, visto che c'è, racconti se ne sa qualche indiscrezione sul conclave. Sì, già da tutti sarai dentro e a mezzogiorno arrivava il rancio. Guardi che non era una caserma quella, eh? Beh, ma il cuoco arrivava a mezzogiorno e si chiamava Abemus Pappam. Vabbè, e dopo? E dopo arrivava il cantiniere, Don Perignon, che gli dava un rosso cardinale. Ma il rosso non c'era un colore. Senta, lasci perdere. Sa anche cosa mangiavano al conclave? Oh, so, mi ho scritto, guarda, se no mi lo smentegavo. Ecco, allora, gli mangiava praticamente come antipasto, eccolo qua, campesante, dopo come primo pappa al pomodoro oppure tagliare alla papaya. Secondo, stinco de santo o agnello di Dio, dolce, torta paradiso e tutto innaffiato, indovina un po', con la lacrima Cristi. Sì. Bordoin, mi sa che lei racconta un sacco di balle. No, è vero, tant'è che quando chi ha proclamato il Papa sono di fuori a vedere i cardinali, ma siccome che si era molto lontano, ho detto, quei non sei cardinali, sei i punti cardinali. No, guardi, è meglio che chiudiamo qui il collegamento prima che le arrivi una scomunica, eh? No, aspetta che ho detto una roba. Santo che quello che già era addetto alla fumata si è ascoltato a sua. Si è fatto molto male? All'inizio pareva una roba seria, ma dopo è gacciapà una bolla papale. No, non è possibile. Bortoin, se ne vada o giuro che chiamo le guardie svizzere. E beh, ma se sei svizzere e se neutrai, a me non mi fa niente.